Approfitterò di una serie di emendamenti che ho presentato per tentare di definire in maniera più precisa alcuni dei concetti che ho già richiamato nell'intervento in discussione generale, partendo dal presupposto che è certamente importante e opportuno, l'ho detto anche in discussione generale, scorporare l'intervento sulla legge regionale 4089 dall'altro intervento sull'ordinamentale, perché, come dire, si vuole dare omogeneità di contenuto a questo PDL. È ovvio che la premessa non detta, ma che a questo punto è meglio specificare, è che è opportuno scorporare se c'è qualcosa di rilevante da dire e da fare rispetto a questo tema. Invece a me sembra, anche per come è andata la discussione sugli emendamenti, ma poi tornerò puntualmente su ogni singolo emendamento, a me pare che in realtà la volontà di dire qualcosa di sensato, di innovativo, di utile nel settore della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali non ci sia, soprattutto non c'è la volontà di discutere all'interno di questo Consiglio regionale alcuni elementi che secondo me invece potrebbero essere tranquillamente discussi, perché mi fa piacere che si sia ammesso che questo progetto di legge deve essere un progetto esclusivamente ordinamentale. È inaccettabile che siano precluse qualsiasi tipo di intervento emendativo che, pur essendo di natura ordinamentale, non era comunque incluso tra quelli previsti al momento della presentazione, perché si preclude una discussione e la motivazione non è, a mio giudizio, sufficiente. Con questo emendamento in particolar modo intervengo all'articolo 2. Faccio presente che l'articolo 2 è sostanzialmente, diciamo, il mandato politico di questa legge dell'89, che dice esplicitamente che per le finalità di cui alla presente legge, e quindi appunto la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali, è necessario dotarsi di un piano regionale. Come è giusto che sia, faccio una legge che deve occuparsi di regolamentare e normare un comparto, parto dal presupposto che la Regione faccia un piano generale per intervenire in quel comparto. E lo ha detto la Regione nel 1989. Quando io dico che nell'ambito della coltivazione delle acque minerali e termali in questa Regione siamo indietro, non lo dico semplicemente perché la normativa non è aggiornata alle novità del 2021. Lo dico perché siamo in una Regione che nell'89 dice che per organizzare in maniera ordinata lo sviluppo di questo settore ci vuole un piano, e dal 1989 il piano non c'è. Ecco perché l'ordinamentale ha senso se c'è qualcosa da ordinare, ma se manca lo strumento tecnico principale per ordinare, di cosa stiamo parlando? E siccome dal 1989 ad oggi sono successe tante cose, tra cui il fenomeno della subsidenza, tra cui le infiltrazioni batteriologicamente rilevanti di alcune fonti di acqua, tra cui la vicenda dei PFAS, con questo emendamento dicevo che qualora succeda qualcosa di particolare che riguarda l'assetto idrogeologico, come l'inquinamento, l'impoverimento della falda idrica, il consolidamento del suolo, la Giunta può decidere di sospendere le attività di coltivazione e di ricerca e di prelievo delle acque minerali e termali. Cioè, qualora accade qualcosa di incredibile, la Giunta, neanche la consigliera Camali, la Giunta, a fronte del fatto che, ipotizziamo, si verifica un inquinamento di PFAS dentro la falda che alimenta il prelievo dell'acqua minerale tizia, di fronte a questa cosa la Giunta, con un suo atto, sentiti gli organi competenti, può sospendere la concessione. Può essere che sia un elemento di cui nel 1989 non si è tenuto conto. Può essere, auspicabilmente, una fattispecie che mai si verificherà. Ma se accade, diamo questa opportunità alla Giunta. Mi è stato detto che su questo emendamento c'è parere contrario perché va a toccare un articolo che non si era previsto di toccare e quindi non si è entrato neppure nel merito della discussione di questo emendamento, di ciò che aveva come finalità, perché non entra nei quei 5 articoli che la Giunta e poi per suo tramite, e concludo, la Presidente Rizzotta aveva deciso di toccare.
Chiedere di inserire questa nuova possibilità per la Giunta non è innovare la legge 40, è inserire un piccolo accorgimento ordinamentale sul quale è stato dato parere contrario. Anche su questo vorrei che fosse chiaro la necessità, l'argomentazione per la quale decidiamo di presentare questo emendamento, nella convinzione che davvero non sia accettabile, anche per la corretta dialettica che deve esserci dentro i gruppi in questo Consiglio regionale, sostanzialmente precludere la possibilità di emendare una legge oggetto di legge di modifica soltanto perché si toccano articoli che non si era previsto ritoccare. Perché questo è un pregiudizio gravissimo nell'attività dei consiglieri regionali e nella possibilità che abbiamo di contribuire al miglioramento di alcuni progetti di legge. Perché potrei capire o capisco quando il relatore ha dato parere contrario motivandomi, magari abbiamo punti di vista diverso, il parere contrario sulla base di una valutazione differente della realtà. Ma personalmente ritengo inaccettabile avere un parere contrario rispetto a degli emendamenti di buon senso che vengono, respinti soltanto perché vanno a intervenire su processi su cui non ci si era interrogati. E questo è un esempio. Allora, noi dicevamo nell'intervento precedente, abbiamo un grande interesse per la coltivazione e l'utilizzo della risorsa minerale e termale di questa regione, al punto che dal 1989 non abbiamo un piano generale, regionale. L'articolo 5 dice all'interno e in coerenza col piano regionale che non c'è, facciamo i piani di area specifici per le realtà nelle quali esistono delle necessità di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali. E quei piani si riescono a fare ogni tanto perché esiste una relazione positiva tra i territori, i soggetti che si occupano e si preoccupano della tutela di questa risorsa e gli uffici regionali che ogni tanto si degnano di costruire le condizioni per cui gli operatori possano lavorare. Allora, con questo emendamento all'articolo 5 io dico semplicemente che i piani di area per l'utilizzo delle acque approvati dalla Giunta vengano costruiti sentendo gli enti locali interessati e aggiungo la gestione unica. La gestione unica è prevista dall'articolo 20 di questa legge, viene istituita su volontà del Presidente della Regione ed è un consorzio a grande valenza pubblica nel termine di interesse, che ha la finalità di presidiare in un bacino territorialmente omogeneo la cura, la tutela della risorsa. E quindi mi limito a dire, cara Giunta, qualora mai dovessi fare il piano regionale, qualora mai dovessi fare anche i piani attuativi per zona, oltre a sentire gli enti locali interessati, senti anche quei soggetti che il Presidente della Giunta per sua decisione ha istituito sui territori omogenei. Mi pare né di complicare la procedura né di chiedere una cosa non di senso, anche perché quelle gestioni uniche non le ha mica volute la consigliera Camani, ne esiste una ed è stata costituita per volontà del Presidente della Giunta, che è la gestione che si occupa della tutela della risorsa termale nel più grande bacino termale europeo. Quindi dico, cara Giunta, quando devi fare il piano che deve organizzare l'utilizzo della risorsa termale nel bacino termale euganeo, oltre a sentire il sindaco di Abano, di Montegrotto, di Galzignano, di Teolo, di Battaglia, eccetera, eccetera, senti anche la gestione unica, che peraltro ad oggi è l'unico soggetto che dispone della documentazione, delle informazioni sullo stato di salute della risorsa termale in quel bacino. Cioè la struttura competente regionale per fare i piani sente la gestione unica, perché lo studio del territorio e della risorsa la fa quell'organismo voluto dal Presidente della Giunta. Allora, aggiungere semplicemente di coinvolgere quel soggetto nella definizione dei piani territoriali per la parte di territorio che quel soggetto conosce meglio della struttura regionale competente, non mi pareva. Tra l'altro,
Se non ricordo male, consigliera Venturini, anche un suo emendamento, una sua proposta di emendamento in commissione andava in questo senso. Non mi pare di chiedere una cosa fuori dalla regola dell'ordinamentale o fuori dalle finalità politiche di questo provvedimento. Il fatto che anche qui il parere sia contrario lo trovo davvero svilente. Anche questo emendamento interviene sull'articolo 5 e interviene sempre in quelle azioni generali che la legge 40 dell'89 aveva previsto, generali, di salvaguardia delle risorse minerali e termali. Allora, il tema è esattamente questo. La legge prevede che in casi determinati in cui sia necessario esercitare scelte che siano finalizzate alla salvaguardia delle risorse, la Giunta regionale può ridurre i quantitativi massimi di cui è la lettera B. È evidente che questo è un emendamento figlio dei tempi in cui la legge fu approvata, cioè dei tempi in cui il problema, ad esempio del bacino termale uranio, era il problema della subsidenza, perché si emungevano quantità d'acqua talmente elevate che la tenuta dell'assetto idrogeologico di quel territorio era messa in discussione. E non a caso il legislatore di allora aveva pensato a questo articolo, cioè diceva: la Giunta fa il piano generale regionale, che non c'è. Poi la Regione fa i piani di area omogenea, che non ci sono, ma è evidente che qualsiasi cosa succeda, cioè qualora la quantità ingente di risorse munta potesse mettere in discussione la tenuta idrogeologica del territorio, la Giunta può ridurre le quantità che si possono emungere. Anche in questo caso, io dico che in queste fattispecie la Giunta, per decidere eventualmente di ridurre le quantità da emungere, senta la gestione unica, che a titolo di cronaca è quella che tiene il conto della quantità emunta. Cioè non è che la Regione lo sa perché è brava, la Regione lo sa perché la gestione unica le trasferisce i dati. Sulla tenuta idrogeologica del territorio non è che la Regione lo sa perché è brava, la Regione lo sa perché è la gestione unica che studia l'andamento della falda e la tenuta del territorio. Mi pare il minimo che nel momento in cui la Giunta dovesse decidere di ridurre la quantità sia sentita la gestione unica. E anche in questo caso mi sembra un emendamento di buon senso. Guardate, io non sono d'accordo su una serie di scelte politiche che con questo PDL ordinamentale vengono fatte in ambito termale, e ci tornerò e vi dirò dove e quando. Ma ho cercato di fare degli emendamenti che, dentro la logica che ho cercato di ricostruire dei presentatori, potessero, dal mio punto di vista, migliorare il testo, affinare il testo. E lo dico alla Presidente Rizzotta, anche se non è in aula. Certamente è fondamentale confrontarsi con gli operatori del territorio, con chi ha a che fare con questi problemi tutto il giorno, ma il confronto non sopperisce all'assenza di idee. Non sono gli operatori del territorio che mi devono dire come posso governare e gestire il territorio. Allora io dagli operatori ci vado per confrontarmi, avendo un punto di vista. Invece qua l'idea che gli operatori del territorio, anziché confrontarsi nelle sedi istituzionali, mandano la mail alla Presidente della Commissione con l'elenco degli emendamenti, e quelli lì valgono di più di quelli che presentano i consiglieri in aula. E quelli dei consiglieri, se non sono inclusi tra quelli del soggetto del territorio, non vengono nemmeno considerati. Ora guardate colleghi, queste sono questioni, come dire, per carità, mi colpiscono particolarmente perché riguarda il mio territorio, ma è una modalità di lavorare che non funziona tra di noi. Premesso che non cambierà minimamente la volontà che abbiamo di costruire le condizioni per presentare emendamenti, non è che ci fate perdere la voglia di farlo. Però io credo che non facciamo un buon servizio ai cittadini veneti, agli operatori termali, che per quanto avessero ben presente, e non ci fate una bella figura, che questa modifica di legge è una fesseria rispetto alle esigenze vere del territorio, perché chiunque di noi è andato a parlare con gli operatori in questi giorni per discutere di questa legge si è sentito dire: ah sì, l'abbiamo vista, vabbè, ma non serve a niente. Quindi non è che ci fate una bella figura a tenerla così. Anche in questo quadro l'idea era quella di dare una mano in più, di svolgere la funzione di intermediazione
che i consiglieri e i partiti politici dovrebbero fare tra istanze del territorio e decisore politico. Invece anche in questo caso, questo che mi pareva un emendamento di buon senso, non solo al parere contrario, come tutti gli altri, ma la motivazione per cui il parere è contrario è che chi ha presentato la legge non aveva pensato di modificare questo articolo e quindi non si valuta neanche. Questo è uno dei pochi emendamenti, quasi l'unico, che ha parere favorevole, quindi vorrei, giusto per essere coerente con quello che ho detto fino a prima, questo è un emendamento che, pur intervenendo su un articolo rispetto al quale non c'era intervento previsto nel progetto di legge, viene accolto perché semplicemente ho fatto quello che gli altri non avevano fatto, cioè mi sono accorta che il riferimento normativo era da aggiornare. Quindi è un emendamento che semplicemente dice modifica il riferimento normativo di un articolo della legge e quindi per forza facevano fatica a darmi parere contrario anche a questo, quindi ringrazio il relatore e gli uffici per aver raccolto questo mio fondamentale emendamento. Questo è un emendamento che interviene sull'articolo 7, purtroppo neanche l'articolo 7 era modificato dal PDL originario, quindi ovviamente l'emendamento ha un parere negativo e poi su questo torno. Io vorrei però precisare alcune questioni di metodo che riguardano anche questo emendamento. Ringrazio il relatore Boron perché devo dire che con una certa pazienza ha anche cercato di condurre la discussione in un confronto. Però quello che è avvenuto nell'ufficio di presidenza alla seconda commissione è stato uno stillicidio del tentativo del relatore Boron di condurre questo confronto e spiego perché. Io l'ho cercato di dire prima, qui ci sono due ordini di problemi. Il primo riguarda i rapporti, le relazioni tra maggioranza e minoranza che decidiamo di instaurare in quest'Aula su temi politicamente neutri. A meno che mi si voglia spiegare che le terme sono di sinistra e le acque minerali di destra, io direi che la necessità di costruire insieme ciò che serve al territorio per organizzare e proiettare nel futuro un comparto così importante dovrebbe essere comune terreno di discussione. Può essere che delle volte l'idea giusta ce l'abbia la Giunta, quando accade me lo segno, ve lo giuro, può essere che ce l'abbia il consigliere Boron, può essere anche, ma raramente, che ce l'abbia un consigliere di minoranza. E allora se questa discussione, anziché avvenire in quest'Aula, fosse avvenuta nell'ufficio di presidenza come sempre accade, e quante volte abbiamo rimandato l'inizio del Consiglio perché giustamente questa discussione, anche molto tecnica, avveniva nelle sedi che l'organizzazione del Consiglio si è dato per un confronto che non è esclusivamente la Commissione, ma è anche l'ufficio di presidenza di emendamenti presentati in aula nello scadenza dei termini. Una settimana fa, no oggi. Cioè questi emendamenti sono nella mani del relatore e del Presidente di Commissione da 8 giorni, da lunedì scorso alle ore 12. E c'era tutto il tempo, se si fosse realmente voluto, se si fosse vagamente pensato che anche le minoranze hanno ogni tanto qualcosa di interessante da dire, c'era tutto il tempo per convocare formalmente o informalmente le modalità di confronto su questi emendamenti. Quindi io credo che il preconcetto di giudizio invece ci sia, ma che, torno a dire, non fa un danno alla consigliera Camani a cui non vengono accolti gli emendamenti, perché la consigliera Camani domani torna a casa sua, fa vedere gli emendamenti a chi li deve far vedere e gli spiegherete voi perché li avete bocciati. Non è questo il punto, non è un punto di natura politica, anzi vi facevo un favore presentandovi questi emendamenti. Il tema è la natura dei rapporti che vogliamo avere, perché so perfettamente che ci sono argomenti politicamente molto divisivi, sui quali il confronto è giusto che avvenga in aula, ci sono argomenti su cui io penso ciascuno di noi deve cercare di fare il meglio per sé e per la comunità che prova a rappresentare. E io su questo piano non arretro, perché io credo che in ambito di utilizzo e tutela della risorsa termale questa Regione possa e debba fare di più e non ci si possa limitare ad annunciare urgenti riforme, perché le urgenti riforme attendono dall'89, perché l'unico piano regionale che esiste di utilizzo della risorsa termale è del 1980 e fa riferimento ad una legge abrogata
Quindi non so esattamente con quale appiglio legislativo continuiamo ad applicare quel piano. E non lo chiede la consigliera Camani, lo chiedono gli operatori che dal 2015 hanno le concessioni scadute e non possono essere rinnovate perché non c'è il piano. E non possono essere rinnovate perché ci avete messo 3 anni a raccogliere la modifica alla direttiva Bolkestein. E non possono essere rinnovate perché non c'è un procedimento chiaro che coinvolga i soggetti del territorio. Allora il tema non è soddisfare l'ego della consigliera Camani di vedersi gli emendamenti approvati. Il tema è se vogliamo dare risposte serie. Oggi non possiamo limitarci a dire che serve un'urgente revisione. Dobbiamo dire almeno in che direzione quella revisione vogliamo cominciare a percorrerla. E quando io faccio una serie di emendamenti che chiedono il coinvolgimento della gestione unica, vi sto già suggerendo una di quelle che secondo me è una direttiva di quella riforma, e cioè il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati che sul territorio, attorno a quell'utilizzo e a quella tutela di quella risorsa, hanno mantenuto comuni, cittadinanze, comunità. E chiudo, Presidente. Continuare a respingere pregiudizialmente questi emendamenti fa un cattivo servizio al territorio. Sì, grazie. Ringrazio anche il relatore Boron, perché questo è l'altro caso, finiti poi, uno parere favorevole, uno favorevole con riformulazione, su cui, ragionando insieme su una questione, si è raggiunto un punto di mediazione che tiene conto delle volontà del relatore e dei suggerimenti della presentatrice dell'emendamento. Nello specifico l'emendamento riguarda la necessità per chi presenta una richiesta di permesso di ricerca per le acque minerali e termali di indicare all'interno della domanda la profondità massima e presunta, quindi accolgo la proposta di riformulazione del relatore, rispetto al progetto di ricerca che si vuole fare. Allora, l'inserimento della parola presunta, che significato ha? È una parola, cambia molto? Sì che cambia molto, perché la profondità massima indica l'idea, la profondità appunto estrema a cui chi presenta il progetto di ricerca pensa di poter arrivare. La presunta è quella invece che presumibilmente il ricercatore pensa possa essere sufficiente per trovare la falda di acqua. Se io lascio solo la parola massima, tutti i progetti di ricerca, nel dubbio, non sapendo esattamente quanto in profondità andare, metterebbero che l'indicazione della profondità massima sono i 1200 metri, quelli previsti dalla normativa, poi se arriva a 800 non importa, l'importante è non mettermi nelle condizioni di rischiare di dichiarare una profondità e poi doverla superare. È una semplicità, cioè è semplice la soluzione che insieme al relatore abbiamo immaginato, massima e presunta, ma può risolvere tanti problemi. Uno, posso evitare che tutte le domande di rilascio del permesso di ricerca mettano in default i 1200 per evitare appunto di sforare. 2, consente alla struttura competente che riceve la documentazione di avere una documentazione che corrisponde alla realtà del progetto di ricerca che si vuole fare. Perché mi cambia sapere se ai 1200 ci vuoi arrivare veramente o presumi che ti possano bastare i 500. Quando si tratta di perforazioni invasive, seppur solo in ambito di ricerca, su un territorio già fortemente compromesso dalle perforazioni. Parlo di quello che conosco io. Oltre 120 pozzi nel bacino termale euganeo. Quindi è un elemento di discussione che io penso ha prodotto un risultato utile, che sta nella logica di questo ordinamentale, cioè non vuole fare quella riforma urgente che sia io sia Boron sappiamo dobbiamo impegnarci a fare, ma che aiuta a costruire un testo migliore. Adesso, al netto degli addetti ai lavori, è questo il senso della costruzione di proposte emendative. Trovare le soluzioni migliori. Delle volte l'idea giusta è la mia, delle volte quella di un altro. Ecco, io credo che questo modo di lavorare possa essere utile e non farci perdere tempo, perché guardate che una serie di questi emendamenti avrebbero potuto essere accolti e non è che invalidavano il lavoro di revisione urgente che dovremo fare o faremo tra un mese, un anno, 10 anni. Mettevamo già un piede avanti su alcune questioni, non così dirimenti, ma su alcune questioni che in questi 40 anni sono emerse, dopo ne vedremo
alcune. Quindi io credo che per essere seri in quello che facciamo dobbiamo davvero fare uno sforzo tutti e cercare di lavorare nelle condizioni migliori. Quindi ribadisco, accetto la richiesta di riformulazione proposta dal relatore. Approfitterò di questo intervento per illustrare sia l'emendamento 7 che l'emendamento 8, perché riguardano due lettere del medesimo comma. Anche in questo caso l'intenzione del proponente è quella di rivedere le caratteristiche e i contenuti della richiesta del permesso di ricerca per, dice il proponente, adeguarle alle necessità, perché ovviamente un elenco di documenti che poteva essere utile allegare alla domanda una modalità di redazione di questa domanda immaginata nel 1989 oggi può essere anche riformulata, e quindi nella vostra riformulazione si elimina il riferimento alla scala della planimetria, si indicano alcuni parametri più moderni, eccetera, eccetera. Con questi due emendamenti io ho cercato di, anche in questo caso, aggiungere degli elementi che secondo me erano di chiarezza e che aiutavano a specificare meglio rispetto a quegli elementi, a quegli argomenti di criticità che riguardano i permessi di ricerca, per poter essere più precisa e più specifica nell'elenco dei documenti da allegare, perché, come dire, per semplificare bisogna, a mio giudizio, fare in modo che il cittadino, in questo caso l'utente, il fruitore, abbia presente esattamente cosa serve. E quindi la mia proposta era appunto che oltre all'oggetto della ricerca generico, che è ovvio che deve essere contenuto nella domanda per ottenere il permesso di ricerca, venisse indicato specificatamente quali sorgenti si intende captare e quali perforazioni da eseguire. Questo lo dico, l'avevo inserito, naturalmente è pleonastico perché uno non può fare un permesso di ricerca senza indicare quali sorgenti vuole captare o dove vuole effettuare le perforazioni, ma è evidente che in questo comparto, in questo contesto, l'individuazione della sorgente e la perforazione da eseguire sono i due elementi di criticità che la struttura regionale deve valutare sull'opportunità o meno di concedere il permesso di ricerca, perché è una valutazione tecnica e i due elementi tecnici più rilevanti per poter decidere se concedere il permesso di ricerca o meno sono esattamente questi. Dimmi qual è la fonte da cui vuoi andare a captare l'acqua, perché devo capire se c'è falda sufficiente anche per concederti quel permesso di ricerca, falda rispetto alla quale ci possono essere già concessioni in uso, rispetto alle quali io so qual è mediamente la quantità di acqua emunta, e quindi se tu mi dici esattamente qual è la sorgente che vuoi andare a intaccare, io sono in grado di dirti se quel permesso può essere concesso o meno, o dimmi esattamente come vuoi perforare, perché l'altro grande elemento di riflessione tecnica, ma comunque importante, è le perforazioni da eseguire, che devono essere esplicitate sia in termini di luogo, dove, di tempo, per quanto, di profondità, fino a che punto. E questi sono elementi che aiutano, no, il soggetto che vuole esprimere, che vuole presentare la domanda per ottenere il permesso di ricerca, a capire come deve fare questa domanda. Oppure con l'altro emendamento chiedo di aggiungere alla descrizione dei programmi di lavori di ricerca anche i tempi di esecuzione, e quindi ti chiedo semplicemente che la domanda, oltre al programma dei lavori, abbia anche una sorta di cronoprogramma. Sono dettagli che certamente non cambiano la sostanza, e il fatto che però la discussione attorno a questi elementi sia preclusa a prescindere dalla volontà di migliorare o meno il testo, perché guardate, non c'è stata discussione in ufficio di presidenza, non mi è stato detto perché il cronoprogramma non era utile che fosse inserito, non mi è stato detto perché non sarebbe stato utile inserire nella domanda l'indicazione delle sorgenti da captare. Mi è stato semplicemente detto di no, perché la formulazione proposta dalla prima firmataria era quella giusta e unica valutabile. Ecco, io non penso di aver proposto degli emendamenti indiscutibili. Mi sarebbe piaciuto poterli affrontare con un po' più di laicità, questo certamente sì. Vuole intervenire sull'ordine dei lavori, collega Borò?
Sì, grazie Presidente. Se possibile chiedo 5 minuti di sospensione. Va bene, ci sono contrarietà? Non ci sono contrarietà, quindi sospendiamo i lavori 5 minuti. La seduta riprende alle 17:35. Questo è uno degli emendamenti, a mio giudizio, più importanti che ho presentato, su cui so che c'è un parere contrario, perché è un tema di grande rilevanza politica che oggi viene risolto, a mio giudizio, in maniera insoddisfacente e rispetto al quale però invito il Consiglio e i relatori ad una riflessione che parte da oggi e che prova ad essere uno degli elementi attorno a cui noi costruiamo il dibattito per il futuro. Allora, a legge vigente, per quanto riguarda i permessi di ricerca, viene riconosciuto un diritto di precedenza agli enti locali territoriali singoli o associati che presentano appunto istanze di permesso di ricerca. Con la modifica che ci viene proposta con questo PDL si annulla, si cancella sostanzialmente la preferenza per i progetti presentati dagli enti locali. Io ritengo questa, infatti il mio emendamento sostanzialmente era finalizzato a ripristinare questa priorità per gli enti locali. La ragione politica che mi vede appunto contraria a questa scelta di eliminare la priorità per i progetti presentati dagli enti locali o dagli enti territoriali singoli associati deriva, io penso, da un'impostazione differente che noi abbiamo, da una lettura diversa della realtà termale che abbiamo tra maggioranza e minoranza. Ecco perché vorrei che fosse oggetto di un approfondimento di riflessione. È evidente che l'attività di coltivazione e utilizzo delle risorse minerali e termali è un'attività di natura prettamente economica. Questo non sfugge a nessuno. Ma in particolar modo in riferimento alle acque termali credo sia altrettanto evidente come la funzione che viene associata all'utilizzo di quella risorsa, cioè l'erogazione di prestazioni sanitarie riconosciute dal sistema sanitario nazionale e riconosciute all'interno dei LEA, ci pone l'obbligo di trattare quel tipo di servizio in maniera differente. E non possiamo non cogliere oltremodo la stretta correlazione tra l'utilizzo della risorsa termale e i territori nei quali questo utilizzo avviene. E quindi io credo ci sia una forte compenetrazione tra l'impegno pubblico che deve esserci degli enti locali, dico gli enti locali perché sono i soggetti più vicini al territorio, ma non escluderei neppure l'intervento di altri livelli istituzionali, dicevo un impegno degli enti locali soprattutto in quei processi che riguardano la ricerca, quindi le richieste di permessi di ricerca. Perché l'abbiamo detto molte volte in discussione generale, in riferimento alla risorsa termale, la necessità di approfondire, di capire meglio esattamente cosa avviene dentro la falda e come possa essere utilizzata, perché no, anche in maniera innovativa la risorsa termale, è certamente una finalità che può avere anche rilevanza dal punto di vista economico, ma è certamente, deve esserlo almeno per me, certamente una priorità dell'impegno pubblico. Ecco perché io sono convinta che eliminare la previsione che le domande per permesso di ricerca presentate da enti locali abbiano preferenza rispetto a quelle presentate da altri soggetti, credo sia un errore serio che spero possa essere oggetto di rivisitazione. Grazie Presidente. Questo è un emendamento presentato all'articolo 13 che voglio illustrare semplicemente per ribadire ancora una volta come l'impianto legislativo che ci siamo dati nell'89, che oggi stiamo provando a rinnovare dal punto di vista ordinamentale, rimane profondamente ridotto nella portata, perché ciò che manca è la programmazione. Questo emendamento mirava a precisare che le concessioni dovevano essere rilasciate in coerenza con il piano regionale delle acque. E questo emendamento, che sembra dire una banalità, nei fatti avrebbe precluso la possibilità di prorogare, rinnovare o concedere nuove concessioni, scusate il gioco di parole, perché ciò che rileva è il fatto che il piano regionale, che la legge dell'89 prevedeva dovesse essere lo strumento pianificatore fondamentale per una gestione ordinata e organizzata dell'utilizzo e dello sfruttamento delle risorse minerali e termali, non c'è. Ora, capisco il parere contrario del relatore Boron, perché ovviamente non si può surrettiziamente impedire
il rinnovo della concessione. Però guardate che il tema politico rimane, a maggior ragione se oggi questo Consiglio assume, diciamo così, all'unanimità la necessità di una revisione della norma. Perché il Consiglio regionale, che è sovrano dal punto di vista della funzione legislativa, può anche costruire la norma più perfetta, il meccanismo legislativo che meglio in teoria può organizzare questo comparto, ma se poi non c'è realmente la volontà politica di porsi il problema di come concretamente quel comparto deve camminare, cambia poco. E quindi il legislatore nell'89 aveva detto alla Giunta: fai il piano, perché con un piano generale poi possiamo organizzare sui territori l'utilizzo, e quel piano non è mai stato fatto. La nostra impressione è che questa sia un po' un'abitudine di questa Giunta, perché certamente è molto complicato pianificare a livello regionale attività di questo genere, però guardate che diventa strategico. Quindi ritiro l'emendamento, Presidente, per le ragioni che ho detto. Credo però che sia necessario che questo Consiglio non solo assuma all'unanimità la necessità di una riforma urgente, ma che anche si costruiscano le condizioni per cui alle volontà politiche che il Consiglio esprime la Giunta sia in qualche modo veloce ad adempiere. Grazie. Intervengo su questo articolo perché è un po' il cuore di una parte della discussione che abbiamo affrontato in queste ore. In questo articolo, così come emendato dal progetto di legge 58, c'è il tentativo di una prima, sommaria introduzione di un qualche genere di concetto di utilizzo geotermico della risorsa termale, che non può ovviamente essere considerato soddisfacente. Ora, io non ho presentato emendamenti soppressivi rispetto a questa formulazione perché ho rispetto dell'attività e della discussione che è avvenuta su questo PDL nelle commissioni e perché apprezzo appunto il tentativo di inserire in norma un'ambizione. Però credo che questa ambizione, così come è formulata, non sia sufficiente a raccogliere la sfida di trovare una sintesi, un equilibrio tra l'importanza della risorsa termale ai fini delle prestazioni sanitarie e la necessità di trovare gli strumenti, capire se esistono gli strumenti perché quella risorsa termale possa avere non solo una finalità di natura sanitaria ma anche una finalità di natura energetica. Questa è un'emergenza, quella legata ai cambiamenti climatici, alla necessità di individuare risorse energetiche alternative che qualsiasi legislatore oggi si deve porre. E guardate, il tema è assolutamente articolato, ecco perché dico una discussione, perché una soluzione precostituita, una strada già segnata in questo senso non c'è. Faccio notare che in questa regione, proprio a causa della stratificazione legislativa che in questi anni si è accumulata, viviamo il paradosso per cui l'utilizzo a fini geotermici delle acque termali può essere di primo prelievo, può essere utilizzato ovunque tranne nel bacino termale euganeo. Perché quella famosa legge, il PURT, che figliava, gemmava dalla legge 75, era una legge che riguardava solo il bacino termale euganeo, e il divieto di utilizzare le acque termali per finalità geotermiche è scritto in quel piano, che è ancora vigente in attesa della nuova legge, e vale solo per quel bacino. Quindi paradossalmente abbiamo in questa regione un bacino termale che per anche la temperatura di estrazione dell'acqua è primo in Europa. Nel bacino termale euganeo l'acqua viene emunta a una temperatura che va tra i 60 e i 70 gradi. Non esiste in Europa stazione termale che ha queste prestazioni geotermiche, e abbiamo deciso che proprio lì per legge non si può neppure a livello sperimentale valutare se possono esistere utilizzi diversi da quelli della prestazione sanitaria. Io credo che questa sia un'occasione persa, oltre che una profonda ingiustizia. Ecco perché in diversi interventi ho specificato come l'urgenza della revisione complessiva della normativa non può limitarsi ad essere una dichiarazione, ed ecco perché ho detto in più punti della discussione che i nodi, a parte i dettagli dell'emendamento, le questioni generali che investono il comparto sono di tale portata
che serve una discussione, un approfondimento vero, e serve anche un po' di innovazione e direi anche qualche idea. Ecco perché questo articolo, come viene proposto, l'articolo 6 che modifica l'articolo 14, a me non convince nella formulazione che riguarda la geotermia, se non appunto per la volontà di esprimere un'ambizione. Ovviamente la discussione sull'utilizzo geotermico della risorsa termale di origine o di risulta non risolve la situazione, non risolve la difficoltà. C'è tutta la questione delle sonde geotermiche, c'è tutta la questione degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici, c'è tutta la questione della quantità disponibile che può essere eventualmente emunta. C'è, io aggiungo, la necessità, tornando alla discussione precedente, che sia il pubblico a governare eventuali processi innovativi. La mia impressione è che il riferimento alla geotermia, messo in questo punto della norma, che appunto deve essere un ordinamentale, non una norma di principio, non sia all'altezza della sfida che abbiamo davanti. Grazie. Anche questo emendamento fa parte di quelli che ho presentato per cominciare a mettere in fila una serie di problemi che io penso avremmo potuto provare ad affrontare già con questo ordinamentale, ma che dovranno essere sul nostro tavolo quando e se arriverà la modifica organica di questa legge regionale. E il tema è il seguente. Quando nell'89 è stata costruita questa legge, sia per le condizioni economiche sia per le condizioni, diciamo, sociali, non capitava mai sostanzialmente che il titolare della concessione differisse dal soggetto che utilizzava la risorsa termale, perché il signor Tizio, titolare della concessione garantita dalla Regione, era anche il proprietario dell'impresa termale che poi quel pozzo andava ad utilizzare. A 40 anni di distanza avviene sempre più frequentemente che il soggetto titolare della concessione, molto spesso persona fisica, differisce dal soggetto, molto spesso società, che gestisce la concessione termale. E quindi come avviene l'organizzazione dei rapporti di diritto privato ma rispetto alla Regione in riferimento agli obblighi del concessionario, cioè che riguardano l'utilizzo della risorsa termale, tra il concessionario della concessione, scusate il gioco di parole, e il soggetto che invece gestisce costantemente e quotidianamente la risorsa termale? Gli obblighi del concessionario che sono previsti in un articolo stanno in capo al soggetto titolare della concessione, che magari non c'entra nulla, non verifica nulla e non controlla nulla su come viene utilizzata la risorsa termale, o stanno in capo al soggetto, persona fisica o giuridica, che ad esempio gestisce la struttura termale? E questa è una grande questione che nell'89 il legislatore non si è posto come problema, perché Vanessa Cammani faceva richiesta della concessione, Vanessa Cammani costruiva l'albergo, lo stabilimento termale e ero titolare della concessione e utilizzavo la risorsa termale. Oggi questa cosa sostanzialmente non avviene mai. E io penso che il legislatore regionale, che certo deve essere innovativo, ma a maggior ragione in un ordinamentale dovrebbe anche leggere la realtà e risolvere, organizzare, regolare i rapporti che poi nel mondo normale avvengono, tendenzialmente queste situazioni si risolvono con un contratto di somministrazione tra il titolare della concessione e il soggetto che gestisce la risorsa termale. E voi capite bene che un contratto di somministrazione, che è un contratto di natura privatistica, che due soggetti privati stipulano tra di loro, non è elemento di sufficiente garanzia proprio per quella necessaria tutela della risorsa termale che è a premessa di questa legge, che è in generale a premessa della valutazione del valore del bene pubblico, essendo la risorsa minerale e termale per definizione un bene pubblico. Ora, l'idea che, come dire, i privati debbano inventarsi delle soluzioni per risolvere problemi oggettivi funziona, ma funziona fino a un certo punto. Allora, lo dico al relatore rapidamente, sperando che raccolga queste considerazioni per un futuro. Io credo che noi abbiamo due soluzioni davanti per risolvere questo problema.
O utilizziamo il meccanismo della subconcessione, che è quello che io avevo proposto con questo emendamento, cioè facciamo in modo che la Regione, attraverso l'autorizzazione di una subconcessione, presidi i casi in cui si verifica una distonia tra il titolare della concessione e il soggetto che utilizza la risorsa, oppure l'alternativa può essere, ad esempio, quella di mantenere il meccanismo privatistico del contratto di somministrazione, però ad esempio predisponendo delle bozze, delle linee guida che garantiscono la tutela della risorsa messe a disposizione dalla Regione. A me sono venute in mente queste due, la subconcessione mi sembra più, diciamo, costringente, si può valutare anche l'altra, possono essercene anche altre ancora. A me interessa che ci si ponga il problema di governare un meccanismo, un settore, un comparto, un mercato che in questo momento sta sopravvivendo, sta tirando avanti grazie da un lato alla capacità inventiva dei nostri imprenditori e dall'altro lato alla necessità di risolvere problemi contingenti. Penso che per ambire a risolvere, a organizzare questo comparto debba prevedere anche questo tipo di passaggi. Grazie. Su questo emendamento c'è già stato un confronto con il relatore Boron, quindi illustro solo il senso rapidamente, a testimonianza che su questo tema c'è necessità di un approfondimento. Con questo emendamento io sostanzialmente chiedevo che le somme che la Regione incassa a titolo di concessione per le acque minerali venissero destinate a interventi a favore dei comuni nel cui territorio ricade lo stabilimento produttivo e che le somme incamerate per le concessioni di canoni termali fossero destinate a spese di investimento con l'obiettivo appunto della tutela, della salvaguardia e del monitoraggio della risorsa ambientale. Anche su questo c'è una discussione da aprire, nel senso che le concessioni minerali e termali, cioè i proventi che la Regione incassa per la concessione di uso di un bene comune della Regione, io credo che in questo caso, proprio per le necessità di cura, di tutela e di salvaguardia di cui abbiamo parlato finora, si tratta di cifre irrisorie, l'assessore Calzavara lo saprà, anziché finire nel calderone generale delle disponibilità della Regione, potrebbero essere impiegate in tutto o in percentuale per investimenti mirati appunto sulla tutela ambientale dei comuni nel cui territorio ricadono stabilimenti produttivi di acque minerali o alla salvaguardia della risorsa termale. Siccome sul punto c'è già stata una discussione con il relatore Boron e un confronto, ritiro l'emendamento e lo metto a una discussione, spero, quanto prossima.